Mio papà lavorava in legno, ma faceva pavimenti lavorati a quadroni e io ho sempre visto legno da quando che sono nato. Insomma, mi è sempre piaciuto lavorare e ho sempre lavorato tanto, tante ore, perché facevo le ore di bottega e più andavo, sono andato per 8 anni al centro di Treviso che c'era una scuola serale. Ho avuto esperienze già da giovane per il restauro e siccome che mi piaceva ho restaurato anche roba importante, insomma, o mobili o qualsiasi dell'arredamento, avevano un'importanza e acquisiscono sempre più valore con gli anni che passano. E non è roba da buttare via. Anche perché quando li facevano con amore, con passione e con materiali speciali, li apprezzavano in casa, insomma, gli davano, è un valore, mobili di legno di tutte le qualità, ma legno pregiato, ciliegio, lebano, palissandro, e tutti i legni nobili. Non vede mai che un persone amante butti via quelle cose. Quelle cose vengono sempre tenute a posto, allora hanno bisogno di restauro ogni tanto tempo, insomma.